Il concetto di sicurezza urbana, fin dalle sue origini, parliamo di quasi 30 anni fa a livello europeo, è sempre stato un concetto molto ampio e anche molto vago, di difficilissima definizione. Però in genere quello che si è cercato di fare con quest'idea della sicurezza urbana è stato di individuare una nuova area di problemi che potesse essere diversa dai problemi di sicurezza di ordine pubblico, che sono di competenza degli stati centrali e degli apparati di giustizia penale. Qui con l'idea col concetto di sicurezza urbana si voleva dare l'idea di una condizione che vivono i cittadini nello spazio urbano, che comprende non solo la possibilità di essere vittima di reati, ma anche la loro percezione della sicurezza dei luoghi, la loro possibilità di usufruirne con tranquillità. Quindi in realtà parliamo di interventi che da un lato possono essere interventi tradizionali di prevenzione della criminalità, dall'altro rassicurano anche i cittadini rispetto a delle paure che spesso non sono legate alla presenza effettiva di criminalità, ma vengono da altri problemi, da altre situazioni. L'idea poi, l'aggettivo urbano intende poi connotare queste politiche di sicurezza come uno sviluppo delle politiche locali di sicurezza, appunto, o delle politiche locali in generale, diciamo, orientandole anche alla sicurezza. Faccio un esempio: riqualificare un quartiere sicuramente produce delle migliori condizioni di vita per i cittadini, ma se fatto con certi criteri può contribuire anche a prevenire il manifestarsi di fenomeni criminosi. Rianimare un'area della città abbandonata può contribuire a ridurre appunto una percezione di pericolosità di quell'area. Quindi tutte le politiche che un ente locale può mettere in piedi possono anche contribuire a migliorare la situazione complessiva della sicurezza della città, e questo è qualcosa che possono fare gli organi locali, non lo Stato centrale. Ci sono molte ricerche che ricostruiscono le caratteristiche e le motivazioni per le quali i cittadini si sentono preoccupati, che ci dimostrano che da un lato, certo, la presenza effettiva di criminalità ha una sua importanza nello spiegare la percezione di insicurezza. Faccio un esempio concreto: alla fine degli anni 90 in Italia i sondaggi di opinione ci davano la sicurezza a livelli molto alti, era anche il periodo in cui noi abbiamo avuto un picco di reati, in particolare dei reati in appartamento. Quindi da una parte la percezione di insicurezza dei cittadini è razionale, non è completamente fuori, ecco, dal contesto, ma un'altra parte della percezione di sicurezza è invece il risultato, come si diceva giustamente, dell'attività dei mezzi di informazione, ma non solo, del clima culturale complessivo che si crea. Per dirla molto semplicemente, se un governo ci parla tutti i giorni dei problemi di sicurezza, intraprende delle iniziative in materia di sicurezza urbana, definendola in un certo senso, identificando certi soggetti pericolosi, è chiaro che il cittadino penserà di vivere in un ambiente molto insicuro. Non si parla abbastanza dell'andamento della criminalità, si diceva appunto negli ultimi 10 anni, grosso modo, in Italia più recentemente, però abbiamo uno stabilizzarsi o addirittura anche un declino. Gli omicidi in particolare sono diminuiti moltissimo, i furti di auto sono diminuiti tantissimo. I cittadini però queste cose non le sanno, quindi è molto importante la comunicazione pubblica, che deve aiutare i cittadini a capire. È giusto prendere seriamente in considerazione le paure dei cittadini, ma non è giusto legittimarne le ansie più profonde contribuendo ad aumentarle. In questo modo creeremo una società divisa e intollerante. Invece quello a cui noi dobbiamo puntare è una società consapevole, quindi con cittadini che sanno quali sono i problemi e che hanno chiare quali sono le possibilità per risolverli, senza neppure offrire delle ricette miracolistiche, perché questo non farà che aumentare continuamente la paura, diventa una spirale, non ne uscirai più in qualche modo.